al quale chiedo di prendere posto. Grazie Presidente. La discussione che è in corso è una discussione sulla fiducia e quindi io avrei voluto argomentare perché non ci fidiamo. E adesso non so più che cosa dirvi perché lo ha spiegato talmente bene il collega Siri che dovrò inventarmi qualche cosa con grande sforzo, ma ci proverò. Rammento rapidamente l'argomento del collega Siri. Noi, cui il popolo si rivolge, almeno una parte di esso, che i sondaggi dicono essere piuttosto consistente, non riusciamo a fidarci di questo governo perché questo governo non si fida del suo popolo e non si fida neanche di noi. Che il governo non si fidi di noi, che siamo i rappresentanti del popolo, è abbastanza evidente nel modus operandi. Qui c'è un discorso di metodo che è stato sollevato da tanti e cui quindi basta un accenno estremamente succinto. Stiamo andando avanti appunto a botte di discorsi, di discussioni sulla fiducia, di questioni di fiducia, su provvedimenti tecnicamente ingestibili da parte del nostro Parlamento. I regolamenti parlamentari non consentono di fare una lettura accurata neanche in una sola Camera di un decreto che allegramente veleggia oltre i 250 articoli. E direi che per quanto noi qui alla Camera cosiddetta alta sentiamo leso il nostro diritto di dare una lettura approfondita, al tempo stesso forse almeno noi della Lega dovremmo qui ricordare l'eccellente lavoro che è stato fatto dal Presidente Borghi alla Camera dei Deputati, che è riuscito comunque a portare in aula il lavoro emendativo che era stato fatto, un lavoro emendativo nel quale, grazie al lavoro della Lega, in particolare al lavoro dell'onorevole Garavaglia e dell'onorevole Comaroli, la Lega ha cercato di, arginare alcune cose che con l'emergenza non c'entravano tantissimo, comunque la si pensi in merito, mi riferisco al solito tema della cannabis, come pure a occuparsi invece di cose di cui c'era oggettivamente bisogno di occuparsi, anche se sono viste come, un potenziale nemico ideologico dall'attuale maggioranza, e mi riferisco al tema delle scuole paritarie. Resta il punto che però noi qui abbiamo avuto 5 giorni per occuparci del ponderoso tomo, e questo modo di fare riflette una deriva antidemocratica, secondo me. Ve l'ho già detto e ve lo ripeto. Ma ci sono tante cose da fare, quindi è normale che i provvedimenti siano estremamente complessi. Sì, certo, io ringrazio sempre chi avvicina me, che come è noto sono un professorino, anche un po' saccente, questo si sa, alla complessità del reale. Essere qua dentro è una cosa bellissima, ci si avvicina alla complessità del reale in infiniti modi. Però fa parte della complessità del reale, per esempio, anche la lettera che ho appena ricevuto. Caro senatore, salve, sono un operaio artigiano di Torino di 47 anni, in cassa integrazione dal 15 marzo. Ad oggi non ho ricevuto ancora nulla da parte dell'ente predisposto al pagamento, come me e molte altre persone. Siete consapevoli della grave situazione di alcune persone? Trovarsi a quest'età a dover chiedere aiuto a parenti e amici, pur avendo un lavoro ma non ricevendo nulla da parecchi mesi, è umiliante e preoccupante. Le chiedo solo una cortesia: se può fare o dire qualcosa a chi di dovere lo faccia. Vabbè, qui chi di dovere c'è, l'ho fatto. È chiaro che il plurale di aneddoto non è dati,
d'accordo? E questo, se vogliamo, è un aneddoto, è la vita di una persona disperata e umiliata, ma non è questo necessariamente colpa di questo esecutivo, può essere anche colpa delle circostanze. Però oltre a questo aneddoto abbiamo anche dei dati sui gravi ritardi con cui i provvedimenti stanno intervenendo. E allora forse, anziché immaginarsi, diciamo così, dei modi barocchi per provvedere liquidità al sistema delle imprese, c'erano alcune cose che potevano essere fatte e che secondo me, io diciamo, mi rileggo sempre con attenzione negli stenografici per vedere se ho detto quello che pensavo, che secondo me derivano da un'iniziale sottovalutazione da parte del governo di quello che sarebbe successo e che quindi sta succedendo. Perché credo che, scusate, non voglio citare me stesso, cosa inelegante, ma insomma ce lo ricordiamo tutti quando a inizio marzo, diciamo così, ebbi l'opportunità e ne approfittai di suggerire al governo che, date le circostanze eccezionali, sarebbe stato opportuno fare un deficit estremamente alto, uno scostamento estremamente alto e intervenire in modo estremamente incisivo, perché questo avrebbe permesso di fare poche cose risolutive. Io questo lo dissi prima che la Commissione applicasse la General Escape Clause, perché nella riflessione del nostro partito era assolutamente chiaro che quello sarebbe successo. Allora, adesso non voglio dire che noi siamo quelli bravi, perché chiaramente essere professorino, diciamo così, oltre a essere saccente, aiuta anche un pochino a vedere quello che succederà, perché non è mica la prima volta che in Europa le regole vengono cambiate, quindi si è in grado di capire quando è che si andrà in una certa direzione. Lo si sarebbe potuto capire a inizio marzo, si sarebbe potuto fare un intervento deciso, e questo intervento deciso avrebbe probabilmente risparmiato di disperdere attraverso 1000 rivoli inefficaci quello scostamento che tanto poi alla fine dovrà essere quello che avevamo chiesto noi, perché con meno di 100 miliardi non è che ce la caviamo. Solo che facendolo subito, oggi sono pacato, non sono alla ricerca di applausi, modalità pacata, ma facendolo subito, quindi modalità pacata amareggiata, però qua bisognerà pure che cominciamo un attimo a guardarci negli occhi e a dirci che cosa vogliamo fare di questo Paese, no? Facendolo subito questo scostamento si sarebbero potute fare alcune manovre incisive sul fronte della liquidità che non si sono volute fare spesso per motivi assolutamente ideologici, o peggio ancora che si sono fatte dopo perché prima non si potevano fare perché le aveva chieste la Lega, quindi ancora una volta per motivi ideologici. Qua gli esempi sono tantissimi. Io penso intanto che il ragionamento sull'anno bianco fiscale lo si sarebbe dovuto fare e lo si sarebbe potuto fare se si fosse capito che in circostanze come queste si poteva tranquillamente pensare anche a un deficit del 10-12% in quelle circostanze, perché come vi dissi all'epoca e come vi ripeto adesso, nel balletto assolutamente assurdo, ridicolo, controproducente, fallimentare delle regole europee e del semestre europeo, se ti aprono la gabbia devi approfittarne, perché poi l'anno dopo quello che conta è se stai scendendo. Quindi c'è un ovvio incentivo a fare immediatamente un forte scostamento, perché se tu parti da 14, adesso dico una cifra assolutamente a caso, e l'anno dopo sei a 13,5 e hai dei negoziatori un minimo attrezzati culturalmente, e qui non so se nel degrado, diciamo, generale noi ancora li abbiamo, forse sì, quello ti viene passato. Ma se tu fai il 3 e l'anno dopo fai il 3,5, a quel punto ti stangano. Perché? Perché la meravigliosa costruzione europea, che qui a tanti sembra e tanti se la fanno sembrare imprescindibile e salvifica, è semplicemente una ricetta per il disastro, perché è un cumulo di regole procicliche, cioè di regole che quando stai male ti fanno stare peggio. Si sarebbe potuto fare quello. E si sarebbe anche potuto, sul tema della liquidità, agire nel senso di provvedimenti di buon senso, portarlo subito a 1 milione il limite per la compensazione. Noi l'avevamo chiesto nel Cura Italia, risposta del vice ministro Misiani, costa, dopodiché il ministro, non nel senso costa nel senso di ministro, costa nel senso di ha un costo, dopodiché a giugno ce lo ripropongono nel decreto aprile. Vabbè, insomma, nel frattempo gli imprenditori hanno vissuto
in un clima di incertezza. Allora qui il tema della fiducia, e qui concludo, nei riguardi dei nostri elettori, tocca anche un altro punto, che è quello delle riforme. Guardate che questa retorica delle riforme, no? Dell'essere costretti da qualcun altro a fare qualcosa che in teoria noi non vogliamo fare, voi gli italiani li dovete lasciare in pace, li dovete far vivere. Non c'è bisogno di riforme adesso, c'è bisogno di liquidità. E i provvedimenti per fornirgliela alla fine sono quelli che vi avevamo chiesto noi all'inizio. E anche l'approccio alla fine è quello che avevamo chiesto noi all'inizio. Allora, per favore, se vogliamo veramente uscirne, cominciamo a cooperare sul serio, altrimenti l'opposizione dovrà fare l'opposizione. Vi ricordo sommessamente che i numeri per lo scostamento non li avete e a un certo punto noi vorremmo anche, come dire, accettare il costo politico di avere la vostra propaganda a reti unificate che dirà che siamo distruttivi e ricondurre, e qui concludo, tutto entro l'alveo di una normale dialettica democratica. Un governo, indipendentemente dalle circostanze, propone delle politiche, poi se ha i numeri per attuarli le attua e se non ce li ha se ne va a casa. Quindi o si comincia da ora su un passo diverso e si accetta il buonsenso della Lega, gli si dà dignità nel dibattito e lo si valorizza, oppure si va a casa. Grazie. Grazie, senatore.